Castel del Rio, terra di castagneti e di selve castanili da secoli e secoli. Castel del Rio è l'ultimo comune lungo la vallata del Santerno per quel che riguarda il territorio della Romagna, che poi ci consegna alla Toscana. Dunque di castagneti e marroni parliamo, anche perché questo è un territorio che ha una enorme produzione meravigliosa da un punto di vista qualitativo, perché c'è il marrone IGP, ma parleremo di tutto con ordine anche per fare il punto su quella che è l'annata in corso per arrivare fino alla raccolta. Qui con me Virgilio Marconcini, che è titolare di questo bellissimo castagneto in cui ci sono esemplari storici e anche nuovi impianti, e Marica Rossi, che è tecnico dell'Ortolani Cofri, che è molto coinvolta nella produzione di questo magnifico marrone. Io ho detto molte parole al superlativo, enorme, magnifico, chiaramente quest'anno dobbiamo un po' ribassare non tanto il tono qualitativo perché c'è una scarsa produzione. Ne parleremo tra un po' con Marconcini, ma adesso io volevo fare un pochino con Marica anche il quadro di questo territorio, dell'aspetto produttivo e del perché Ortolani Cofri come cooperativa ortofrutticola è coinvolta in questo ambito. Ortolani Cofri è coinvolta perché siamo nel centro dell'area produttiva del marrone. Ritiriamo infatti le nostre produzioni in forma prevalente nel territorio a identificazione geografica protetta. Qui siamo infatti in un'azienda che produce marroni IGP di Castel del Rio. Il territorio coinvolto appartiene, diciamo, sì, in maniera prevalente a Castel del Rio, ma si coltiva marrone anche in quota a Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice. Qui comunque siamo nel centro comunque della produzione. L'identificazione geografica protetta, diciamo un capitolato importante e severo al quale bisogna sottostare. Infatti in queste coltivazioni, in questi boschi è vietata l'utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi, quindi è un'area, è proprio un bosco che ha un proprio ecosistema. Il marrone di Castel del Rio perché ci piace, perché è stato identificato in un'area geografica protetta, perché ha delle sue caratteristiche intrinseche importanti oltre che estetiche, pertanto ha la colorazione della buccia tutta sua, con questo colore e con queste striature più scure, questa forma, metà del frutto diciamo più pari, diciamo così, e l'altra parte più concava, un frutto medio grande, una polpa bianca, croccante e una dolcezza tutta sua, a differenza delle altre aree produttive a livello nazionale. Ortolani Cofri quindi ritira, abbiamo detto in maniera prevalente, marrone ad identificazione geografica protetta e lo confeziona, diciamo in precisi pesi che quindi troverete poi nei nostri punti di vendita. Certo, quando sarà epoca di raccolta, che in genere è l'autunno inoltrato, quindi parliamo di ottobre. Allora Marconcini, intanto raccontiamo questo castagneto, l'ettaraggio, il numero di piani, non so come si conteggia un castagneto, avrà una sua unità di misura. Certo. Solitamente sono gli ettari. E poi delle piante presenti all'ettaro. Ultimamente c'è stata una discreta moria, per cui però diciamo la densità ideale era di 100 piante all'ettaro, per cui dei sesti di 10x10 una volta. Mano a mano che si seccano, ad esempio questo è un albero innestato una ventina di anni fa, per cui si vanno a cercare tutte le piante selvatiche, si innestano per mantenere una densità accettabile nel castagneto. Ecco, anche accettabile appunto da un punto di vista di produzione esatta, certo, che abbia un riscontro di tipo economico. Però si diceva che quest'anno insomma le piante sono un pochino meno protette dalle foglie, c'è un po' di meno foglia, diciamo, c'è meno foglia, quindi ci sarà forse meno produzione, e poi dell'altro capitolo ne parliamo dopo, ma questi due aspetti sono confermati anche all'interno del suo castagneto.
certo. Adesso qui siamo diciamo, in un angolo dove c'è una produzione, diciamo, media, medio-piccola. Ci sono più avanti, troviamo degli alberi proprio che non hanno nulla. Una caratteristica di quest'anno è stato l'ingiallimento delle piante giovani, molto probabilmente dovuto all'asfisia l'asfisia radicale delle piogge di maggio, e sono gialli, per cui speriamo che quest'altro anno si siano rifatti, perché è un brutto vedere. No, tra l'altro quest'anno veramente diciamo anche i castagneti tra l'altro sono stati molti travolti proprio dall'alluvione di maggio, quindi alcuni castagneti storici sono andati completamente dispersi. Anche nel salire verso la sua azienda abbiamo visto frane, strade distrutte, insomma c'è veramente una situazione che abbiamo già documentato in altri servizi per quello che riguarda questa bellissima area che è completamente irradicata per certe cose. Poi chiaramente le piogge hanno determinato appunto questo problema dell'asfissia, poi dopo c'è arrivato questo caldone, questo bollore che non aiuta, quindi alla fine insomma il meteo ci mette sempre lo zampino in queste che sono fabbriche a cielo aperto, e i castagneti avrebbero bisogno insomma del loro microclima ideale, di questo habitat, anche perché come abbiamo detto il problema, anzi la cosa bella è che qui siamo in un ecosistema dove la chimica non entra. Non entrando la chimica, insomma, la pianta deve far per sé, magari aiutata da quello che è la perspicacia o la prevenzione che l'agricoltore può mettere in campo. Perché c'è anche un altro problema, mica piccolo, sta famosa vespa cinese, il cinipide, non so come lo vogliamo chiamare. Che cosa determina di nuovo, perché sembrava che fosse stato messo un pochino a tacere con il suo antagonista, e invece queste galle stanno ricominciando un po' a macchia del leopardo. Una recrudescenza preoccupante. I primi 4-5 anni dopo i lanci sono stati dei risultati ottimi. Poi è cambiato qualcosa. Allora, all'inizio dell'infestazione, diciamo, c'era una sincronia fra l'uscita della vespa e l'uscita del turimus, per cui dell'antagonista, per cui si incrociavano e il turimus faceva il suo lavoro. Purtroppo da 7-8 anni abbiamo queste galle che nascono dopo l'uscita del turimus, per cui queste non hanno nessuno che le aiuti, sono in balia della... Sono galle intelligenti, hanno capito qual è il momento, cioè intelligenti pro domo loro, ovviamente contro il marrone di Castel del Rio. Si saranno accorti a un certo punto che c'erano dei galli, per cui hanno rallentato l'uscita. Esatto. Certo. E questo è un problema in particolare... Personalissima opinione. E al tavolo castanicolo hanno formulato diverse ipotesi, ma per me l'unica è questa proprio. C'è stato sto cambio, queste vengono 2 mesi dopo rispetto alle altre, non hanno nessuno che le controlli, per cui e quindi, siamo in balia. Ecco, e queste galle sono molto diffuse quest'anno nei suoi castagni? Non ce n'erano di più l'anno scorso, però... E questo che cosa determina poi? Determina che queste si mettono nelle gemme, passano l'inverno e quest'altro anno chissà se escono prima, se escono dopo. No? Esatto, quindi possono determinare problematiche anche per le produzioni successive. C'è anche il fatto delle temperature, che a volte il grado in più o in meno penalizza o l'uscita della vespa o del turimus. 2 anni fa a Piancaldoli hanno avuto i 2 gradi in più e gliel'hanno fatta a passare a eliminare il problema Difatti sì, negli ultimi anni, dopo l'introduzione del turimus, in effetti queste galle sono apparse e scomparse, ma si diceva proprio a macchia di leopardo, non c'erano generalizzate per aree o per zone. Permetto una cosa sui lanci, che adesso non contano più. C'è gente che fa ancora dei lanci, ma sono soldi buttati via. E che dobbiamo fare allora?
processioni, intercessioni alla Madonna, non c'è poco da fare, insomma, però lanciare, fare degli ulteriori lanci non dice nulla, perché andiamo a interessare un milionesimo rispetto alla Vespa, insomma, per cui se buttiamo 100 individui di Turimus, magari qui in quest'albero ci saranno 200 galle, per cui lanciare quei 100 non è sufficiente per debellare il problema. Ecco, allora, tornando diciamo all'aspetto previsionale, non di previsioni del tempo, ma di previsioni quantitative e qualitative. Allora, prima Marica ci raccontava la qualità e le caratteristiche del marrone di Castel del Rio. Anche se la produzione sarà in calo, la qualità comunque resta inalterata, visto le tecniche. Speriamo, perché quest'anno non c'è un frutto buono, sono tutti... E saranno pochi, quindi. E saranno pochi su quello. Tra tutte queste incertezze, tempi certi per la raccolta? No, comunque qui massimo al 7-8 ottobre, ecco. Entro il 7-8 ottobre quello che c'è cascherà. Ecco, no, allora diciamo che se riusciamo ci diamo appuntamento in tempo di raccolta, così insomma da verificare se quanto abbiamo detto come problematiche previsionali sarà confermato o meno. A proposito di raccolta, anche nel mondo della castanicoltura ci sono le problematiche della frutticoltura, della vendemmia, cioè la manodopera che scarseggia. Certo, anche perché nei castagneti ci vuole una professionalità, specialmente nella pulizia, nell'adoprare il decespugliatore, il soffione, ed è fatica, perché magari a raccogliere è solo una questione di calore. Qui sono 34 gradi da stare 8 ore con un decespugliatore in spalla, con pendenze, con le pendenze che... Anche perché chiaramente bisogna prima dare questa bella pulita al terreno prima di passare alle fasi successive. Che diventano green da golf una volta puliti, esatto. Sì, però non si trova nessuno. Allora, lanciamo anche questo appello. Facciamo l'appello, anche perché appunto in questo mondo dei raccoglitori, per quello che riguarda il mondo della campagna, c'è sempre bisogno, ma invece c'è sempre più sottrazione. Poi diceva diventa un green da golf, non per nulla i castagneti vengono proprio denominati i giardini dell'Appennino, perché così sono. Detto ciò, allora noi ci rivediamo come sempre tra una settimana con tantissime altre cose da raccontarvi. A questo punto invece vedete in sovrimpressione come contattarci, dove trovarci, dove incontrarci, e che dire, grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie a Marica Rossi di Ortolani Cofri, grazie a Virgilio Marconcini che ci ha ospitato nel suo castagneto, grazie a tutti quelli che sono stati con noi, ma ci ritroverete puntualissimi tra una settimana esatta, sempre qui. E intanto un saluto da Con i frutti della terra a cielo aperto. In collaborazione con